Siamo con Tommaso Tatti, allenatore della Nuorese, alla fine di questa sconfitta per 2-1 contro il Muravera. Insomma, tanto amare in bocca per come è andata, ancora una volta non riusciti a fare il risultato al quadrivio, come mai? Penso che sia un periodo un po' così, un po' sfortunato, perché giochiamo anche abbastanza bene, creiamo anche tanto, però in casa in effetti stiamo raccogliendo poco che stiamo facendo. Mi dispiace perché davanti ai nostri tifosi non riusciamo a prendere i 3 punti, ci servono per il morale, per la classifica soprattutto, perché dobbiamo arrivare subito a quota 42. Oggi è andata un po' male, però vediamo già la domenica, pensiamo già alla domenica la prossima partita. Ecco, la vostra parabola ricorda un po' quella della Juventus, che si esalta magari nei grandi momenti, poi avete queste partite in cui ci sono molti errori individuali, molte disattenzioni che poi vi costano anche dei gol come dire, evitabilissimi. No, molti errori no, oggi ne abbiamo commessi 2, abbiamo preso 2 gol, un gol di stinco sotto la traversa e poi un calcio di punizione dato al limite dell'area, che abbiamo commesso noi un errore, un disimpegno sbagliato in uscita e ci è costato caro. In casa stiamo pagando un pochettino troppo a caro prezzo questi errori. Secondo me è un momento un po' così, un po' sfortunato, diciamo. Bisogna reagire, cercare di fare il meno possibile, perché ogni volta che lo facciamo veniamo puniti. Ecco, nel secondo tempo lei ha cercato anche di potenziare il reparto offensivo, la squadra ovviamente si è un po' allungata, ha giocato queste palle lunghe e lì insomma non siete riusciti magari a impegnare Zanda, a parte quel miracolo su quella conclusione ravvicinata, come magari avreste voluto. No, ho visto invece un Muravera che dopo il 2-1 si è chiuso nella propria metà campo, ha lasciato solo Nieto e due attaccanti lì davanti da soli, erano loro che magari cercavano più il contropiede. È normale che quando una squadra è in vantaggio fuori deve trovare i varchi, l'unica soluzione che abbiamo potuto avere era quella di mettere la palla alta, perché eravamo anche stanchi, abbiamo speso abbastanza anche nel primo tempo, e quindi non ho visto una squadra che si è allungata. Certo, in momenti così bisogna ragionare un po' di più, i ragazzi hanno dato tutto e non posso ricordare niente. Ecco, quanto riguarda le squadre che avete visto in lotta per i playoff, qual è quella che secondo lei è la più forte? Io l'ho detto dall'inizio, quella che mi ha un po' impressionato sia l'andata a Muravera che qua in casa, perché è una squadra tosta, non è facile, c'è gli attaccanti, c'è l'alternativa, c'è un buon centrocampo, quindi secondo me la squadra da temere di più è quella che secondo me andrà avanti. Poi è normale, gli episodi possono far cambiare le partite, però è quella che secondo me gioca il miglior calcio, quindi anche un bravo allenatore, certo. Sì. Invece parliamo di voi, ecco, voi avete inserito anche alcuni giocatori in corso d'opera, è arrivato il Lettone che fa coppia con Soro in difesa. Se avesse potuto avere qualche altro rinforzo in più, che cosa avrebbe chiesto la società? Ma adesso un pochettino è normale che quando vanno via dei giocatori importanti sappiamo che giocatori giocano con la presa, è difficile anche sostituire. Io sono contento dei ragazzi che ho, sappiamo che dobbiamo arrivare il più presto possibile alla salvezza, quindi non cambierei nessun giocatore in questo momento con altri, perché sono sicuro che i ragazzi da qui alla fine faranno molto bene. Ecco, per chiudere una nota sui giovani, lei ha un occhio di riguardo anche per i ragazzi del settore giovanile, la Nuorese sicuramente ha inserito Nieddu, Biscu, poi ha dato spazio anche ad altri ragazzi che sicuramente potrebbero essere utili nel futuro, no? Sì, ma sappiamo che attorno a questi 4-5 tra virgolette anziani abbiamo molti giovani, una squadra che anche oggi magari con un pizzico di esperienza di più magari saremmo riusciti anche a portare via almeno un po', però sono contento come questi giovani stanno giocando dei giochi interessanti, dietro lo stesso Manca, Mameli, ci sono giocatori importanti che magari adesso stanno trovando anche lo spazio. Chiedo alla società, mi ha chiesto la società e sono contento che
chiamiamo in causa rispettano. Benissimo, noi ringraziamo Tommaso Tatti, ovviamente speriamo che insomma, la prossima volta al Folgheri vada meglio dal punto di vista del risultato, ovviamente, e che ci sia ovviamente il prima possibile per la salvezza per la Nuorese, per poter poi gettare le basi per il futuro, cosa che peraltro state già facendo, ma magari anche per premiare qualche altro ragazzo in più nelle prossime gare, no? Certo, questo è l'obiettivo, raggiungere la salvezza, lanciare questi ragazzi, perché secondo me meritano di essere considerati. Assolutamente. Grazie ancora a Tommaso Tatti.